Non c'è pace per l'asilo Merello di Zoagli. Si sono dimessi infatti dal CDA della fondazione i 3 membri surrogati dal sindaco a dicembre. Si tratta di Cesare Rinaldi, Filippo Grillo Ruggeri e Roberto Bavestrello, subentrati a 3 consiglieri dimissionari. I loro tentativi di rilancio dell'asilo non hanno trovato l'appoggio degli altri 2 membri del consiglio, tra cui la presidente, hanno spiegato in conferenza stampa. Così il 4 aprile scorso i 3 hanno deciso di lasciare l'incarico. Nonostante avessimo chiesto le dimissioni della Presidente per poter quindi dar corso a una nuova vita alla Fondazione, avendo la stessa rifiutato di dare dimissioni e avendo anche rifiutato di firmare la richiesta al Ministero per riaprire l'asilo a settembre, non c'era altra soluzione, nella speranza che le amministrazioni, la Regione e la famiglia Merello prendano posizione direttamente. Solo tanto dando le dimissioni potevamo far sì che questo avvenisse e infatti questo l'abbiamo fatto senza problemi. Entro il 31 marzo occorreva fare domanda al Ministero dell'Istruzione per essere classificati tra le scuole paritarie e poter tornare a raccogliere le iscrizioni. Rinaldi, Ruggeri e Bavestrello avevano anche trovato una cooperativa del territorio disponibile a gestire l'asilo. Tutto questo non è servito, la soluzione resta così molto lontana. Il tutto dipende, diciamo, parlando in gergo calcistico, la palla è in mano alla Regione. La Regione come referente della Fondazione insieme con il Comune e la famiglia dovrà prendere delle decisioni in merito. Ecco. Con le prime dimissioni all'interno del CDA, la Regione aveva invitato il Comune a procedere con la surroga. Il tentativo di conciliazione però non è andato a buon fine. Ora l'ente regionale potrebbe procedere con il commissariamento della Fondazione. Io spero che tutto si risolva perché a Zoagli l'asilo serve, naturalmente va pubblicizzato, potrebbe essere anche un'opportunità.